Prego. Introduci, facciamo la cosa e poi suoniamo. Sì, mi passi la parola, lo diamo a Raffaele. Buongiorno e benvenuti alla 20ª edizione di Caccia, Pesca e Natura e al convegno organizzato dalla provincia sul futuro della caccia a fronte del nuovo piano faunistico approvato dalla Regione Veneto. Modererà l'incontro il consigliere provinciale con delega alla caccia e pesca, Franco De Bon, e animatore anche di tanti eventi in questa edizione veramente molto particolare e molto speciale di Caccia, Pesca e Natura. La parola a Franco De Bon. Grazie, buongiorno, ecco, benvenuti. Prima di iniziare io volevo dare la parola a Raffaele Riposi, che ha un po' coordinato tutta l'organizzazione di questa 25esima festa del cacciatore, per un ricordo di due amici, anzi 3 amici che non ci sono più. Prego Raffaele. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Oggi è comunque un momento importante che assieme alla 25esima festa del cacciatore abbiamo anche molti convegni importanti. Io oggi purtroppo vorrei ricordare 3 amici, ma in particolare io ricorderò Beppi Tormen, che molti di voi conoscono, un appassionato ambientalista, ma tra virgolette gli mancava solo la licenza, ma poteva essere uno dei nostri cacciatori. Quindi un grande amico del cuore che conoscevo da tanto tempo, ma che ho approfondito la sua conoscenza quasi quotidianamente prima della sua purtroppo mancanza, quando da noi nel 2016-2017 è arrivato il lupo e abbiamo cominciato assieme a studiare questo nuovo predatore sul nostro territorio. Lui era un grande conoscitore anche da un punto di vista scientifico, che con grande umiltà ha sempre poi tradotto questa sua conoscenza scientifica nel mondo tutto, nelle scuole, negli ambienti di vita e quant'altro. Sinceramente sono abbastanza commosso perché non è facile ricordare, dovrei stare qua tutta la giornata a ricordare tutti i suoi lavori, che sono stati tradotti tra l'altro da un amico, da Marco Basso, in una raccolta molto importante in suo ricordo, dove tutti gli amici hanno messo qualcosa per ricordare questa persona che era così veramente grande e umile. Assieme a lui oggi vorrei ricordare anche un altro nostro amico, e questo era il cacciatore, nonché addirittura direttore di un parco, e quindi capite che era certamente un cacciatore che io vorrei dire cacciatore ambientalista. Franco Perco è mancato pochi giorni fa, con grande dispiacere, perché lui ci ha deliziato con le sue conoscenze faunistiche nel 2016-2017, lui in questa sala, che era allora piena, come oggi, di cacciatori a sentire la sua voce. Certamente un amico che sapeva coniugare la presenza da un lato degli estremisti ambientalisti e degli estremisti cacciatori con la sua ironia, un'ironia veramente che mi fa percorrere i brividi per tutto il corpo, per come lui sapeva gestire queste problematiche. E appunto per questo oggi volevamo ricordarli, e vorremmo ricordarli anche in futuro, tant'è che anche per quanto riguarda attorno al discorso di Beppi Tormen, nei prossimi giorni, domani mattina e anche lunedì mattina, sarà ricordato proprio una serie di eventi proprio in questa fiera, in questo momento così importante per noi cacciatori bellunesi. Assieme a lui vorrei che Franco ricordasse De Battisti, che è stato il nostro primo estensore del piano faunistico provinciale e quindi un'altra figura di importanza per la nostra provincia. Ecco, assieme a queste cose io poi volevo fare un piccolo ringraziamento per non concludere con questa
a tutti coloro che hanno collaborato, miei collaboratori, per la riuscita della festa cacciatore, in particolare Armando che è qua con noi, proprio perché non è così semplice come si pensa organizzare un evento così importante, tra l'altro dopo 2 anni di fermo, quindi avevamo un po' di ruggine da togliere per riuscire a riportare la festa del cacciatore assieme alla fiera di Longarone a un evento molto importante per la provincia di Belluno. Grazie. Grazie Raffaele. Ecco, a me il compito di ricordare il professor Renzo De Battisti, un forestale che ci ha speso molto per quanto riguarda la crescita culturale della provincia di Belluno in termini generali, ma in particolare per quanto riguarda il mondo venatorio. È stato lui l'estensore insieme al professor Masutti del primo piano faunistico provinciale, ecco, uno strumento fondamentale che si è poi portato dietro tutta una serie di conseguenze positive sul mondo venatorio di questa crescita. Ecco. Renzo Battisti, insomma, avrei tante cose da dire, ma è stato veramente una persona molto vicina a noi, con una grandissima sensibilità, e quindi come è tradizione, diciamo così, nel mondo venatorio, io ricorderei queste 3 persone con un brano di questi nostri amici della Valbadia che sono venuti a trovarci e che come appunto da tradizione viene ricordato col suono dei corni. Prego. Grazie. E allora passiamo adesso al convegno. Prima di presentare gli ospiti del convegno di oggi, io volevo anche ricordare, insomma, in sala c'è il consigliere Cossamai, che è stato veramente di grande aiuto per la provincia di Belluno, insomma, nella stesura di questo piano faunistico. Il dottor Salvadori, grazie anche per la sua presenza, con il quale stiamo collaborando, direi, giornalmente. C'è il comandante della Polizia Provinciale, molti presidenti di riserva, insomma, vedo la sala molto affollata, grazie per la vostra partecipazione. Vi presenterei gli ospiti, a partire in fondo il dottor Roberto Croce per quanto riguarda le associazioni vitalistiche Italia Nostra, un portatore di interessi molto importanti per questo convegno. Il dottor Paolo Bagnani, funzionario regionale, che ci descriverà dal punto di vista tecnico che cos'è un piano faunistico. Qualche volta parlando con i cacciatori si fa confusione tra calendario venatorio, piano faunistico, regolamento zonali. Ecco, oggi Paolo ci inquadrerà dal punto di vista tecnico questo strumento che è stato recentemente appunto novellato. Il dottor Donazzolo che rappresenterà il mondo agricolo, un mondo importantissimo, da dire, per quanto riguarda anche l'aspetto della caccia. Senza agricoltura forse non c'è caccia e forse senza caccia non ci sarà agricoltura, e quindi un tema assolutamente centrale. La disponibilità poi del mondo venatorio a occuparsi di tutte queste tematiche con il dottor Paolo Zanetti, che ricordo è stato recentemente nominato come coordinatore dei distretti venatori, questo strumento, vuol dire, che il regolamento provinciale ha previsto di raccordo tra la provincia e il mondo venatorio, e poi le conclusioni con i saluti verranno portati
dall'assessore Cristiano Corzai, che mi ha appena telefonato, arriverà qua verso le 10:30. Ecco. Io passerei subito la parola al dottor Pagnani per questo inquadramento tecnico del piano faunistico. Grazie. Scusa, dobbiamo fare suonare ancora una volta loro, diceva ancora il più allegro. Facciamo suonare. Sì, vai. Allora, buongiorno a tutti, scusate abbiamo perso un attimo di cose. Vabbè, mi presento, sono Paolo Pagnani, sono funzionario della Regione Veneto, della sezione territoriale di Treviso e dal mese di marzo anche svolgo l'interim per quanto riguarda la sezione territoriale di Belluno. E il tema che mi è stato affidato oggi è appunto di parlare del piano faunistico venatorio legato alla realtà provinciale di Belluno. Allora, è inutile andare a scorrere quelli che sono tutti gli aspetti puntuali del piano. Il piano, come sapete, è stato pubblicato il 1 febbraio 2022, consta di 6 fascicoli del bollettino ufficiale della Regione, quindi è un documento abbastanza complicato da esaminare nel tempo a disposizione oggi. Quello che io invece oggi vorrei fare è di ragionare su quelli che sono i principi informatori del piano e il fatto che il piano non deve essere uno strumento. Non si sente? Il piano non deve essere uno strumento, diciamo, lontano dal territorio. Lo tengo su? Su, anzi, si alza. No, si alza. Boh, ok, vabbè. Il piano non deve essere uno strumento, diciamo, staccato e lontano dal territorio, ma deve essere uno strumento. La prima cosa è il piano è già di per sé uno strumento di gestione. Fa riferimento a una legge di gestione, vai pure avanti. Fa riferimento a una legge che è una legge di gestione, non è una legge di sola tutela, la 157, ed è uno strumento, io qua vi ho messo come si usa a fare le cosiddette nuvole. Queste sono le parole del piano faunistico. Quelle più evidenti sono quelle che vengono citate più spesso, quelle meno evidenti sono quelle che vengono citate in cosa. Come vedete i termini sono tantissimi, sono termini che riguardano molte cose, quindi è sicuramente un argomento che va conosciuto. Non è un argomento solo per addetti ai lavori, ma va reso, come dire, fruibile da tutti. Quindi una prima complessità che dobbiamo cercare di risolvere è anche questa, che sia uno strumento comprensibile. Qua dentro c'è solo la parte legata alle parole del piano faunistico, non c'è niente legato a piani di selezione e quant'altro, quindi già questo è sufficiente. Andiamo pure avanti. Come qualsiasi attività che si svolge sul territorio, l'attività di pianificazione e gestione faunistica venatoria è un'attività che deve fare fondamento, deve fare ricorso, deve utilizzare come risorsa, deve utilizzare come risorsa quelle che sono le esperienze di ieri e di oggi e quelle che sono le competenze e l'impegno e la dedizione di oggi e di domani. Quindi
in questo, visto che siamo anche nella fase di organizzazione e costituzione, per quanto riguarda perlomeno le altre province, dei comitati direttivi, degli ambiti di caccia dei comprensori alpini, è essenziale che ci sia, che questo messaggio sia inteso sia da chi si offre come volontario per iniziare una nuova avventura, sia da chi si offre ancora una volta come volontario per proseguire un'avventura che ha iniziato nel 2007. Andiamo pure avanti. In modo particolare per quanto riguarda la zona faunistica delle Alpi, dove non ci sono solo aspetti tecnici o aspetti faunistici, ma ci sono una forte componente, scusatemi, è legata agli aspetti identitari, agli aspetti culturali, agli aspetti della tradizione. Non possiamo non dimenticare, non possiamo assolutamente trascurare aspetti di collegamento con il territorio e con l'esperienza del territorio. Noi siamo di fronte a persone, parlo degli amministratori degli ambiti di caccia dei comprensori alpini o riserve alpine, che dal piano faunistico venatorio 2007-2012 si sono presi un impegno, l'hanno portato avanti responsabilmente e con competenza, con le competenze a disposizione, ma soprattutto volontariamente. Ed è un impegno non facile, perché è un impegno che porta responsabilità di carattere gestionale, perché ci sono aspetti economici, ma anche responsabilità di carattere sociale, perché la caccia è un'attività che si svolge sul territorio e si rapporta con il territorio, e anche responsabilità di carattere gestionale, perché vengono anche fatte delle scelte che hanno forte rilevanza gestionale. Un esempio tra i tanti, per esempio le aree di rispetto, dove gli ambiti territoriali di caccia, in questo caso, possono decidere misure di protezione della fauna ulteriori a quelle che prevede il piano faunistico. Vai pure avanti. Quindi non va dimenticata questo tipo di contesto, che tra l'altro è un contesto che caratterizza non solo la parte, chiamiamola privata o la parte del territorio, ma che caratterizza anche la parte pubblica. Noi purtroppo siamo stati come dire, interessati dalla riforma del Rio. La riforma del Rio ha portato a molti meccanismi non particolarmente utili, lo dico a titolo personale, non particolarmente intelligenti nella gestione del personale. La riforma del Rio si è accompagnata con forme di mobilità facilitata. Se il comandante Darold, che vedo qui di fronte, voleva chiedere la mobilità per andarsene, nessuno poteva dirgli nulla. Questo ha fatto sì che nelle polizie provinciali si sono persi molti numeri, ma non è solo una questione di numero, di persona. Assieme a quelle persone abbiamo perso un patrimonio di conoscenze, di competenze e di collegamento sul territorio. Un agente di polizia provinciale, come anche un agente del Corpo Forestale dello Stato, fonda la sua attività su una rete di competenze, di conoscenze e di relazioni. Non vai da nessuna parte se sei... Quindi quello che abbiamo perso in questi anni, e tra l'altro con le persone che sono state ricordate prima, quello che abbiamo perso in questi anni è anche un bagaglio di competenza che a volte, la banalizzo, ma alcuni colleghi di Oscar, alcuni miei ex colleghi, in questo momento stanno montando un autovelox lungo una strada provinciale, mentre prima montavano una fototrappola o andavano a fare censimenti. Vai pure avanti. Il contesto a cui dobbiamo fare riferimento è la legge 157. Legge 157 di cui si è parlato tantissimo in questi mesi. Uno, perché era l'anniversario, la legge 157 ha compiuto 30 anni poche settimane fa. Poi se ne è parlato tantissimo perché c'è stato il referendum, poi se ne è parlato tantissimo perché c'è stata tutta la fase di approvazione del piano faunistico. E quindi, come sempre succede, quando c'è un virus diventano tutti virologi, quando c'è una guerra diventano tutti strateghi, siamo diventati tutti esperti 157 sui social ovunque. La legge 157 si fonda e dovrebbe dare applicazione a due direttive comunitarie, la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat. Vai pure avanti. La direttiva Uccelli la conosciamo tutti, questo è uno dei paletti, degli sparti traffico entro i quali dobbiamo stare. Una cosa che però non viene ricordata dagli strenui difensori di una 157 che dovrebbe rimanere immutata dal 92 ad oggi è che le direttive su cui questa legge si fonda invece nel tempo si sono invece modificate e anche radicalmente. La direttiva Uccelli è stata oggetto di tali e tante modifiche, miglioramenti ovviamente, che nel 2009 ha addirittura cambiato nome. È diventata direttiva non più del 79 ma
del 2009, la 147. Vai pure. Lo stesso discorso vale per la direttiva Habitat, che entra nella partita, diciamo, per la porta della direttiva Uccelli. Vai pure. Questa è la direttiva 92. Come vedete, nell'arco della sua vita ha subito varie modifiche e ancora ne subirà. Vai pure anche con la successiva. Stesso discorso per la direttiva 2049, anche se qua dentro voi vedete le modifiche dal 2009 in avanti, ma le modifiche precedenti erano talmente rilevanti che ha dovuto cambiare il numero. Quindi pensare che una legge, vai pure, pensare che una legge sia ancora adeguata al passo dei tempi è un atto di fiducia. Non è una considerazione, vai pure, non è una considerazione che facciamo solo noi, ma è una considerazione che a suo tempo ha fatto anche la Corte Costituzionale. Questi sono i criteri informatori della 157. Si fa tutela o protezione della fauna, si fa prelievo venatorio, si fa controllo faunistico. Questi sono i 3 cardini. Vai pure. I cardini a loro volta diventano forme di tutela temporanea, tipo i divieti temporanei, oppure forme di tutela permanente, le aree di divieto, ZRC, OASI, aree di rispetto, oppure i parchi, le aree protette, e il prelievo venatorio non è più e solo prelievo venatorio, chiamiamolo ordinario, cioè il calendario, ma c'è il prelievo venatorio in selezione, soprattutto nelle aree, come la zona faunistica delle Alpi, dove vi è la presenza della tipica fauna in cui si interviene proprio con questo tipo di caccia, in questo tipo di prelievo venatorio. E poi c'è il controllo faunistico. Una volta era legato solo alle cosiddette specie dannose, adesso siamo entrati in una fase in cui c'è controllo ed eradicazione anche delle specie aliene, con un regolamento direttiva del 2014. Tra l'altro, piccola ironia della sorte, siamo sempre stati, come Stato italiano, oggetto di sanzioni da parte dell'Unione Europea per le cacce in deroga, nel senso che eravamo oggetto di sanzioni perché prelevavamo troppo o prelevavamo male. In questo momento non abbiamo più sanzioni di questo genere dell'Unione Europea, ma siamo oggetto comunque di sanzioni perché c'è una procedura di infrazione, perché lo Stato italiano non rispetta sufficientemente la direttiva comunitaria sulle specie aliene, cioè non viene fatto abbastanza per controllare e se possibile eradicare le specie aliene. Quindi è un lavoro che va previsto. Questi sono i cardini della 157, vai pure. Ovviamente in zona faunistica delle Alpi abbiamo un elemento intermedio tra il calendario venatorio ordinario e la caccia di selezione, che è il calendario integrativo, dove ancora una volta tornano quegli elementi di, chiamiamolo, specializzazione, adeguamento locale di quello che è l'attività di prelievo venatorio. Quindi le singole riserve, i singoli comprensori, oppure a livello di distretto, possono decidere di adattare il calendario alle proprie esigenze. Vai pure. Se questo è il contesto operativo, cioè il contesto generale, ci si arriva tramite 3 fasi. Una prima fase è la fase di pianificazione, una fase di regolamentazione e una fase di esecuzione. La fase di pianificazione è il piano faunistico venatorio. Vai pure. La fase di regolamentazione sono i calendari e anche i piani di controllo o di eradicazione delle specie, a seconda se siamo nel caso delle specie dannose o delle specie aliene. La fase di esecuzione è la fase in cui viene fatto l'intervento, o tramite il cacciatore, perché il prelievo venatorio è uno degli elementi gestionali che la 157 prevede, o tramite l'operatore abilitato al controllo, nel caso dell'attività di controllo faunistico. Vai pure. Per pianificare bisogna conoscere, avere una visione di medio e lungo periodo, perché un piano dovrebbe durare almeno un certo numero di anni, avere indirizzi di programmazione e rispettare dei vincoli, perché la pianificazione è soggetta a dei vincoli, le percentuali minime da rispettare, ad esempio. Vai pure. La regolamentazione prevede anche qui conoscenza e una visione, diciamo, di breve e medio periodo, perché ragioniamo su periodi annuali o inferiori comunque al quinquennio, nel caso di piani di controllo. Il calendario venatorio dura una stagione, un piano di prelievo in selezione dura per una stagione. Però abbiamo delle necessità di fare riferimento anche a periodi, a epoche, e quindi anche eventualmente a tenere in considerazione dei dati stagionali, climatici,
dati di carattere faunistico, dati di prelievo, anche qui abbiamo dei vincoli, anche in questo caso abbiamo anche dei pareri da rispettare, sia sul calendario ordinario che sul calendario se sui piani di prelievo in selezione vi è un parere ISPRA, quindi un parere da parte dell'organismo tecnico nazionale, e novità da quest'anno sul calendario venatorio è prevista obbligatoria la redazione di una valutazione di incidenza ambientale. Una valutazione di incidenza ambientale che prima non c'era e che potrebbe rappresentare un problema, ma potrebbe anche rappresentare un'opportunità, perché una valutazione di incidenza ambientale che dimostri la sostenibilità di un certo tipo di prelievo è anche come dire, un biglietto da visita qualificato con cui io mi presento all'ISPRA. Quindi dipende come la vogliamo vedere questa valutazione di incidenza. Sicuramente è un problema in più, ma non è detto che non sia anche un'opportunità in più. Dipende da come intendiamo gestirla. Vai pure. Sul fronte dell'esecuzione, anche qua conoscenza e esperienza, collegamento al territorio, confronto con altre categorie. Conoscenza, esperienza e collegamento al territorio l'abbiamo visto prima con quelle due immagini che vi ho messo all'inizio. Confronto con altre categorie, il confronto sicuramente tra il mondo venatorio e la compagine agricola. Lo stiamo dicendo da tempo, è stato messo anche diciamo, in maniera abbastanza evidente all'interno del piano. Questo piano faunistico venatorio dovrà vedere una maggiore collaborazione, una maggiore sinergia, se possibile, perché già c'è, ma se possibile ancora maggiore, tra mondo agricolo e mondo venatorio. Per una questione oggettiva, che hanno tutti e due a disposizione la stessa zolla di terra. Se si consuma un ettaro di territorio, si consuma sia per gli agricoltori che per i cacciatori o per i gestori della fauna selvatica. Quindi le necessità comuni sono necessità che devono trovare sinergia. Una delle prime sinergie sicuramente è all'interno dei comitati direttivi, un'ulteriore sinergia che potrebbe non essere esclusa è anche all'interno di tavoli operativi, tipo il tavolo verde ad esempio. Un ulteriore aspetto importante, perché andiamo a fare delle attività a volte di carattere chirurgico, un vincolo di ruolo e una formazione. Con vincolo di ruolo intendiamo questo. Quando io sono fuori a caccia sono un cacciatore, quando sono fuori a controllare il cinghiale sono un operatore abilitato al controllo. Ho due impegni diversi, anzi nel primo caso ho un'attività libera, ludico-ricreativa come chiamiamo, nel secondo caso svolgo su delega della pubblica amministrazione un ruolo di interesse pubblico. Negli anni, nella prima stagione del lockdown regionale, la nostra direzione ha, diciamo, battuto molto su questo tema, sia per quanto riguarda le guardie volontarie che per quanto riguarda gli operatori volontari. Non erano persone che andavano a svolgere attività ludico-ricreativa, ma erano persone che andavano a svolgere un'attività di incaricato di pubblico servizio. Purtroppo alcuni piani di controllo che hanno subito uno stop durante il lockdown della primavera del 2020 ne paghiamo le conseguenze ancora oggi, vedi Nutria ad esempio, ma anche cinghiale per alcuni aspetti. Ulteriore aspetto importantissimo, quello della formazione. Non si smette mai di imparare, si impara sul territorio, quindi è importante imparare da chi questa attività la sta già svolgendo, è importante che ci sia una formazione anche ricorrente, perché non è sufficiente avere un attestato appeso sulla parete, ma è necessario ogni tanto fare il tagliando. E questa è una cosa che, tra l'altro, visto le persone che sono state ricordate prima, dovrebbe funzionare anche all'università. Ed erano persone che la applicavano. Vai pure. Ecco, quindi in 30 anni di vita la 157 sicuramente ha bisogno per certi aspetti di un tagliando. Non lo diciamo solo noi, non lo dice solo chi vi sta parlando in questo momento, ma lo dice, vai pure. L'ho detto recentemente in maniera molto autorevole la Corte Costituzionale su questo argomento. Gli operatori abilitati al controllo. Tutti quelli che vedete nelle righe in giallo e nelle righe in verde sono gli operatori abilitati al controllo, quindi persone che svolgono un pubblico servizio o sono direttamente pubblico servizio o sono incaricati di pubblico servizio, le righe dalla 2 alla 3. Per quanto riguarda la 157,
La riga rossa in fondo è la giunta che ha fatto la legge regionale del Veneto, al 50-93, è stata modificata nel 97, aggiungendo gli operatori muniti di licenza, espressamente autorizzati, coordinati, formati e abilitati. Vai pure. Qualcuno ha individuato nell'attuale problematica sul controllo delle cause normative, e questo qualcuno è la Corte Costituzionale. Nel 2021 la Corte Costituzionale ha individuato una criticità nella Del Rio su un progressivo svuotamento e ridimensionamento delle funzioni e del personale all'interno dei corpi dei servizi di polizia provinciale. Questo riguardava una legge della Regione Toscana, ma non cambia, era una legge che è ispirata al nostro stesso criterio di individuazione degli operatori. Quindi, cause normative. La Del Rio, come vi dicevo prima, ha agito un po' in maniera manera, ecco, prima che vai pure. Cause fattuali. Oltre che aver guardato dentro le province, la Corte Costituzionale ha finalmente aperto la finestra e si è accorta che il territorio non era più quello che vedeva il legislatore del 92, che gli ungulati non erano più quelli, che le consistenze faunistiche o le popolazioni non erano più quelle e che l'infrastrutturazione del territorio non era più quella. E quindi era necessario adeguare, ritiene necessario adeguare, diciamo, l'attività di controllo faunistico a questi aspetti. Una cosa che è importante, secondo me, evidenziare è che tra le problematiche legate alla difficoltà di gestione di alcune specie faunistiche, la Corte Costituzionale, ultima riga, individua la diminuzione del numero dei cacciatori. Quindi l'attività di prelievo venatorio è una delle possibili componenti nella gestione delle specie problematiche. Quindi subentra il controllo quando anche l'attività di prelievo venatorio non ha l'effetto voluto. Andiamo più avanti. Vabbè, queste sono altre considerazioni che ha sempre fatto la Corte Costituzionale, vai pure. E quindi alla fine il ragionamento è stato quello di salvare e considerare legittima dal punto di vista costituzionale, con la Costituzione del 2021 ma anche con la Costituzione di oggi, che è cambiata per quanto riguarda la tutela della fauna, sulla base di questi ragionamenti. Vai pure. E quindi questo elenco che prima ci metteva col semaforo rosso, e che per esempio era uno degli elementi che hanno concorso all'impugnativa che è stata fatta sul piano di controllo del cinghiale, vai pure, adesso siamo, diciamo, stati bollinati positivamente, vai pure. E quindi ancora di più l'importanza di quella capacità di calarsi nel ruolo, oggi sono cacciatore e domani invece sono un'altra cosa, e la necessità di investire molto nella formazione. Ma il fatto che non vi abbia messo in maiuscolo gli altri elementi, soprattutto il confronto con le altre categorie, non significa che siano meno importanti quegli aspetti. Vai pure. Andiamo a vedere velocemente come nasceva un piano faunistico prima della Del Rio. Esistevano i piani faunistico-venatori provinciali che venivano coordinati dal piano regionale. Poi si passava a un piano regionale, la giunta lo adottava, il consiglio regionale lo approvava e poi diventava operativo dal momento in cui era pubblicato sul Bureau. Quindi questa fase qua era la fase in cui il territorio, o meglio, gli attori più vicini al territorio potevano dire la loro con una, diciamo, con un aspetto, con un meccanismo molto semplice e molto veloce. Nel tempo sono intervenute anche valutazioni ambientali, la valutazione ambientale strategica, la VINCA e così via. Andiamo pure. Post riforma del Rio, vai. Post riforma del Rio sono scomparsi i piani provinciali, perché con la Del Rio sono state tolte queste funzioni. La Regione del Veneto ha ritenuto di non farli scomparire, ma con una legge, la 27 del 2017, ha disposto che il piano faunistico, quello che è stato approvato recentemente, partisse comunque da quei piani provinciali. Quindi si è voluto comunque partire da piani che erano stati evidentemente proposti, gestiti, discussi anche animatamente sul territorio, quindi vicino ai portatori di interesse, tutti i portatori di interesse.
agricoltori, cacciatori, gestori della fauna e associazioni di tutela ambientale. Non è cambiata la parte sotto, ci sono tutte le valutazioni speciali. Vai pure. Questa era il riparto delle competenze prima della legge del Rio, quindi il collegamento tra, diciamo, la pubblica amministrazione incaricata di gestire tutta questa partita era molto più vicino al territorio, poi ci sono i comprensori affini, gli ambiti. Vai pure. Quello che è successo con la riforma del Rio è stato di svuotare le province dal punto di vista delle funzioni e competenze. Questa è la situazione attuale. La Regione si è ripresa le competenze, chiamiamole di amministrazione, io l'ho riassunta brevemente, amministrazione intendendo autorizzazioni, gestioni, tutto quello che non è polizia provinciale, per intenderci, e lo ha fatto mettendo e lasciando dove possibile, perché alla fine le sedi sono rimaste le stesse, 7 sedi territoriali. Quindi il riferimento, se vogliamo, geografico è rimasto uguale. Per la polizia provinciale c'è una partita diversa, nel senso che non è ancora stato costituito questo servizio regionale di vigilanza e quindi in questo momento c'è una cogestione regione-province, però si è cercato di non allungare questa distanza. Vai pure. Quindi nella redazione di questa proposta del piano faunistico, ma anche delle prossime proposte di piano faunistico quando sarà ora di riformarlo, ma anche delle proposte di modifica di questo piano, perché questo piano, come tutti i piani, perfetto non è, sicuramente avrà bisogno di modifiche e di adeguamenti, l'importante sarà sempre cercare di partire da questo livello. Questo è il livello a cui le istanze dei portatori di interesse possono essere portate nella miglior forma di comprensione possibile. Vai pure. Vabbè, andiamo pure, vai. Queste sono le valutazioni, questo è il percorso della valutazione ambientale, come vedete non è semplice. Vai pure. La valutazione ambientale strategica vale lo stesso discorso della vinta di prima. È vero che è un lavoro in più, però è un lavoro. Scusate. La fase 5, consultazione e partecipazione, è la fase in cui i portatori di interesse possono ritornare a dire la loro se lo sviluppo del piano faunistico. Quindi è vero che è un onere in più, però dà un'ulteriore possibilità di partecipazione ai portatori di interesse a livello territoriale. Vai pure. Ecco, quindi la fase di partecipazione è una fase in cui si ritorna a dialogare con i territori. Vai. E ovviamente in questo il ruolo delle sedi territoriali è, diciamo, fondamentale, delle sedi territoriali regionali è fondamentale per continuare a mantenere questo legame e questo collegamento. Mi fermo qua, non voglio portare via spazio e grazie. Grazie Paolo, veramente una relazione molto corposa, molto interessante, che ha messo in luce tante tematiche, magari le riassumo poi alla fine, ma mi pare che la parola chiave è ruolo dei cacciatori. La parola adesso a Tino Bonazzolo in rappresentanza del settore primario. Amici cacciatori, buongiorno. Io sono qua in rappresentanza del primario. Il primario oggi sofferente per questa situazione che si sta creando in provincia di Belluno. Oggi si presenta un piano faunistico venatorio, è arrivato anche a me, sono onesto, non lo conosco molto bene, però so che è composto di 970 pagine, per cui io mi sono rifiutato anche di guardarlo. Ecco. Abbiamo a livello regionale seguito tutta la procedura, noi come organizzazione agricola comunque abbiamo vari interessi all'interno della gestione della fauna e
tutto. Abbiamo anche aziende interessate perché hanno delle riserve di caccia, eccetera. Per cui gli interessi sono ampi all'interno di questo piano faunistico venatorio da parte del mondo del primario, però sono qua in rappresentanza della provincia di Belluno e so che il piano faunistico venatorio della provincia di Belluno ha una propria connotazione, è stato studiato anche in modo particolare. Ecco, io credo che se continuiamo così, in provincia di Belluno agricoltori, allevatori, ce ne saranno sempre meno. Per cui pensare che anni fa mi sono trovato su indicazione di un mio associato a trovarci a Villa Pà per un convegno sempre con i cacciatori, era un po' di anni fa, c'era presente anche Poleselli in rappresentanza dei cacciatori. Da allora credo non è cambiato assolutamente niente. Sempre più danni, cinghiali, cervi, chi più ne ha più ne metta. Mi ricordo che allora era venuta su un'associazione della provincia di Verona, perché allora erano venuti su per dirmi: Diego, stai attento perché da noi è arrivato anche il lupo. Anche il lupo. Ci mancherebbe anche quello in provincia di Belluno. Di lì a poco è arrivato anche il lupo. Ecco, ieri ero su nel Pago, continuano a chiamarmi, continuano a lanciare un grido d'allarme per dire: guardate che noi qua su non ce la facciamo più. Noi siamo costretti a smettere, sono tutti piccoli allevamenti, piccoli appezzamenti. Io sfido chiunque a cominciare a recinti, o facciamo tutti bei piccoli recinti come agricoltori per tutelare la nostra proprietà e le nostre attività, però credo che non sia la soluzione migliore per una provincia poi vocata anche al turismo. Per cui ben venga, io dico, questa collaborazione, e il piano faunistico venatorio sicuramente ne tiene conto, di una collaborazione fra mondo agricolo e mondo venatorio. Perché il territorio va controllato, noi questo territorio lo vogliamo controllare e va controllato perché non possiamo lasciarlo in balia della natura, perché noi questo territorio ce lo siamo presi, le nostre generazioni prima se lo sono prese anni fa e vogliono continuare a viverci. E bisogna cominciare a dire a Roma e se serve a Bruxelles, perché poi noi ci lamentiamo, è vero? Però chi è che è andato a Bruxelles e che ha firmato le direttive? Chi è che è andato a Bruxelles e che le ha portate in Italia e le ha trasformate in leggi? Siamo noi, Sono quelli che abbiamo votato? Allora, questa è la realtà che vediamo noi. Quindi siamo ormai una minoranza e abbiamo un difetto anche, siamo una minoranza silenziosa. Nella politica le minoranze silenziose non le stanno a sentire purtroppo. Magari stanno più a sentire quelle minoranze, perché di minoranze parliamo, rumorose. E mi riferisco al mondo ambientalista, al mondo animalista, al mondo, e chi più ne ha più ne metta. Probabilmente perché hanno più tempo, perché provengono da qualcosa che io lo ritengo il mondo dalla pancia piena, scusate questo termine, ma il mondo della pancia piena purtroppo è quello che stiamo vivendo oggi. E far capire al mondo della pancia piena come possiamo continuare ad andare avanti non è mica facile. E la politica su questo è responsabile. E voglio dirvi un'altra cosa. Per creare questo che stiamo vivendo oggi, al mondo della pancia piena, ci sono voluti forse qualche secolo. Per distruggerlo basta 60 giorni, l'abbiamo visto, era in questi giorni. Cosa ci vuole a distruggere? Il lavoro di generazioni. E per che cosa? Andate a fare discorsi di là dove
arrivano a 50 metri dalla mia stalla, dove ho i vitelli dentro ai box, e domani mattina rischio che mi vengano anche addannati lupi all'interno dei box della mia azienda. Io non posso pensare questo. Per cui cerchiamo di darci una mossa tutti quanti, politica, cacciatori, associazioni ambientaliste, ben venga, ma per fare in modo che venga preservato la presenza dell'uomo nell'area di montagna, perché altrimenti qua va a ramengo tutto, ok? Basta, mi noto. Grazie Dino. Sì, anche qui credo che sia assolutamente importante questo tuo periodo di dolore, insomma, in rappresentanza della tua categoria, perché l'agricoltura non significa solo mantenimento, da dire, di un'economia, ma significa mantenimento di un ecosistema, mantenimento di un paesaggio e quindi anche mantenimento, voglio dire, di altri settori che su questi temi possono vivere e vivono. Ripeto, sei stato chiamato direttamente in causa e quindi siccome forse è la prima volta che il mondo ambientalista così autorevole, voglio dire, viene chiamato nei nostri consessi, io volevo ringraziare appunto Roberto per essere qui con noi, perché credo che solo attraverso il confronto reale, trasparente, voglio dire, delle tematiche che afferiscono questo tema, ci possa essere veramente una soluzione condivisa. Quello che io ho detto, perché l'ho imparato dalle persone che sono state ricordate oggi in questa sala, il tema ambientale, che poi comprende anche il tema faunistico, deve essere affrontato senza ideologie, ma con, voglio dire, grande senso di responsabilità da parte di tutti. Roberto, va bene. Buongiorno a tutti, ringrazio l'assessore Franco De Bon di averci invitato a questo momento importante e diciamo io rappresento l'associazione Italia Nostra, la sezione di Belluno di Italia Nostra. Porgo il saluto del Presidente che per ragioni importanti, di un importante impegno familiare non è presente qui. Io sono il vicepresidente e già presidente nei tempi passati. Questo argomento è un argomento molto interessante e molto, diciamo, anche rilevante dal punto di vista della nostra associazione. Che cos'è Italia Nostra? Italia Nostra è stata la prima associazione nata in Italia dal 1955, si impegna nella difesa del paesaggio, del patrimonio storico, artistico, naturale della nazione. E quindi qualcosa di più di un ente ambientalista, perché l'impegno è per salvare la bellezza del paesaggio. Il paesaggio, nel termine più ampio, non è da considerarsi solo per la qualità estetica dell'ambiente, ma comprende contenuti più ampi e importanti, quali le caratteristiche del territorio, le presenze archeologiche, quelle artistiche e architettoniche e quelle naturalistiche, ma anche alle presenze umane ed economiche. Insieme quindi delle bellezze dell'ambiente. È sempre difficile valutare quali sono gli elementi positivi e negativi del territorio, ma è sotto gli occhi di tutti ciò che è degrado invece che valorizzazione e miglioramento.
Purtroppo oggi lo sfruttamento dell'ambiente in modo non sostenibile conduce ad un peggioramento della situazione. Ma veniamo all'argomento di questo incontro, i problemi faunistici. Mi dimenticavo di dire che Italia Nostra è contro la caccia dal punto di vista nazionale. Ma vogliamo appunto parlare dei problemi faunistici che sono importanti certamente e fanno parte di tutto un insieme, diciamo, di elementi che devono essere tenuti presenti. Nei tempi antichi la caccia era legata alla sussistenza dei gruppi umani. L'agricoltura ha migliorato sensibilmente il modo di vivere civile. Oggi non è più il tempo della caccia ludica dei nobili che nel loro territorio, diciamo, facevano, diciamo, della caccia una cosa ricreativa. Comunque è necessario porsi diverse domande in questo settore e questo è un problema, diciamo, che bisogna risolvere, direi, assieme. Il problema emergente nell'ambito faunistico è la presenza troppo numerosa delle specie nel territorio. È uno squilibrio dovuto al limitato territorio che gli animali selvatici a disposizione, dove non vi è la possibilità di una autoregolazione. E quindi questo che cos'è? È dovuto ovviamente alla presenza dell'uomo, che ha limitato zone e aree, diciamo, che prima, una volta, erano abbastanza ampie e libere. Le zone agricole, per la presenza dei cinghiali e di ungulati, è in una situazione certamente di difficoltà oggi e ci rendiamo conto delle effettive problematiche che sono presenti. Si rende quindi necessario ricercare degli equilibri. Non mi piace sentire parlare di caccia di selezione, è un termine che non digerisco, diciamo, dal punto di vista umano. Siamo convinti che per risolvere questi problemi sia necessario ricercare un equilibrio che però deve essere affidato alle autorità pubbliche, con azioni che si basino su studi scientifici approfonditi e di alta qualità. E questa è una cosa abbastanza che non sentiamo importante perché, diciamo, deve esserci appunto una capacità, diciamo, di controllo di questa situazione che deve essere affidata proprio a elementi scientifici. Noi sosteniamo, e questo, diciamo, è anche la posizione che abbiamo come Italia Nostra. Però vi sono anche degli altri problemi. Non solo assistiamo a fenomeni di notevole gravità che sono dovuti agli sconvolgimenti climatici, che oggi si fanno sempre più sentire. Questi conducono a dissesti sempre più devastanti. Verifichiamo un lento degrado di parti del nostro territorio. Accenno ad alcune situazioni. Dopo i danni provocati dal Vaia, gli incendi provocati da qualche mano criminale riducono le zone boschive. L'espansione edilizia, specialmente nella Val Belluna, porta ad un ulteriore specco del territorio. Il recupero del patrimonio edilizio, ambito dove possono essere risolti molti problemi, è talvolta oggetto di interventi non corretti in edifici di importante valenza storica. Un esempio è la perdita di molti tabbiati. Se il termine anche può essere vario, tabbiare, dei monumenti della cultura di un tempo, è simbolo dei sacrifici che le popolazioni della montagna hanno speso per la cura del territorio. Talvolta vengono bruciati, manomessi per qualche miope speculazione edilizia.
Altro esempio sono certi interventi che sono presenti purtroppo e sono incombenti sul territorio. Vale la pena ricordare una cosa che ci preoccupa molto e su cui faremo delle battaglie: l'ampliamento di un albergo nella zona del Giau. Il Giau è un luogo di impareggiabile bellezza della nostra zona, diciamo uno dei cuori o il cuore delle Dolomiti. E qui vogliono fare un albergo, un ampliamento di un albergo con 100 camere. Pensate cosa vuol dire in una zona, diciamo, di alto pregio naturalistico. Speriamo che questo non sia possibile, anche perché sembra che ci siano stati dei finanziamenti russi su questa cosa e quindi vediamo come si evolverà il problema. Un altro, anche i ventilati nuovi collegamenti sciistici pongono delle gravi preoccupazioni. E si devastano zone di grande interesse naturalistico e paesaggistico, proprio quando l'innevamento appare sempre più problematico. La scarsa cura del verde, anche questo è un problema urbano, conduce all'impoverimento del patrimonio arboreo presente. È necessario perciò un impegno sempre maggiore per invertire il processo di degrado del nostro territorio, del nostro bellunese. Lanciamo quindi un invito anche ai cacciatori che ci affianchino nelle nostre battaglie. Abbiamo potuto constatare che i pescatori sono intervenuti più volte per impedire che le centraline idroelettriche devastassero alcuni corsi d'acqua. E questo, diciamo, è un tema che soprattutto a livello personale ho avviato con il coordinamento degli enti naturalistici molto tempo fa. Il degrado dei torrenti è un fattore molto grave sia per la fauna sia per l'ambiente e pensate che una centralina non è che solo, diciamo, le inondazioni, che sono talvolta lunghe 1 chilometro, 2 chilometri, e quindi creano delle situazioni veramente molto gravi. Intervengono su questi problemi e questo già ci dà un po' di conforto, anche se le battaglie, diciamo, sono ancora sempre molto rilevanti. Intervenire perché le aree protette siano maggiori, vengano ampliati i territori disponibili per, diciamo, anche la natura, e questo, diciamo, deve essere un impegno che ci permetta, cioè, riuscire a creare, diciamo, non un degrado ulteriore, ma un miglioramento sostanziale delle nostre zone. Consideriamo che sia interessante, però speriamo che un adeguato modo diciamo, di miglioramento possa darci degli strumenti migliori per riuscire ad intervenire nel nostro territorio. Questo ovviamente in modo moderno e nel rispetto della natura. Grazie, magari risponderemo alla fine, però volevo solo presentarti un tema che secondo me è proprio centrale, col quale ti avevo presentato, e cioè la caccia di selezione, come aveva detto prima il dottor Pagnani, è su metodi scientifici e non ludici, pressione, e tutti i nostri provvedimenti
sono stati adottati sul parere positivo dell'ente di riferimento scientifico nazionale che è l'ISAC. Quindi volevo assolutamente rassicurarti su questo, sulla necessità, qualche volta, oltre che sulla bontà, di provvedimenti. Adesso passerei la parola al dottor Paolo Zanetti, che come dicevo prima è stato governatore della provincia di Belluno. Il dottor Zanetti è un cacciatore, ma ha appena concluso la sua carriera professionale nel Corpo Forestale dello Stato, poi nei Carabinieri Forestali, e quindi ecco, credo che oggi con quello che potrebbe essere l'impegno da parte del mondo venatorio per le tematiche che sono state poste per la cultura professionale e personale. Grazie. Grazie Franco. Il mio discorso ordinatamente dico che è meglio perché sono venuti fuori da dibattito ecologia, dal greco oikos, logos, discorso, territorio, che è oggetto del nostro diletto venatorio, ma anche di vita di tutti i nostri concittadini. È un ecosistema che produce dei servizi da cui dipendiamo tutti, dai servizi ecosistemi, che sono solo una parte dei settori che sono i più sensibili agli aspetti della conservazione, quindi i naturalisti. Gli agricoltori sono quelli che sudano e lavorano sulla terra, noi che siamo i fruitori della risorsa riproducibile naturale fauna selvatica. Ma se ci pensate bene, dei servizi ecosistemici e ambientali del territorio, pensiamo solo all'industria turistica che ha ragione d'essere sulla bellezza dei nostri territori. Sì, sono belle le montagne, ma sono poi le foreste, le praterie, i boschi, tutti i servizi, le acque pure che l'ecosistema dà. Io credo che nel terzo millennio nessuno possa pensare per interesse particolare di prevaricare gli altri e non entrare in un'ottica che è quella ineludibile di rendere compatibili le nostre attività con la conservazione dell'ambiente, del territorio e degli ecosistemi e quindi dei suoi servizi. Su questo tema con i cacciatori si sfonda una porta aperta, perché l'esistenza di ecosistemi ricchi, anche dal punto di vista della componente che ci interessa, faunistica, è la premessa ineludibile per la nostra attività. Se non c'è un ecosistema integro, direttiva Habitat che li preserva, se non c'è un ecosistema ricco di numeri di fauna selvatica, non abbiamo più ragione d'essere. Quindi io mi trovo tante volte più in sintonia con i discorsi fatti dal mondo protezionista, illuminato e razionale, e qualche volta con il mondo agricolo. Ma in questo sistema ci dobbiamo vivere tutti. Gli agricoltori prima di tutto, perché il primario in una nazione, in una comunità, è il fondamento della sussistenza della comunità stessa. Quindi, al di là delle posizioni strumentali che oggi francamente non ho sentito, piantare le bandierine politiche per acquisire visibilità e quindi fare dei discorsi drasticamente esclusivi per le esigenze degli altri, io credo che ci possiamo ritrovare nei fondamenti comuni. I fondamenti comuni sono appunto la sostenibilità delle nostre azioni come agricoltori, come cacciatori, e questo deve essere capito anche dal mondo ambientalista razionale, che è ineludibile. Ormai 8 miliardi siamo in questa terra, che noi confidiamo nel realizzarsi di equilibri naturali in ogni dove che mantengano l'assetto ecosistemico stabile nel tempo e positivo e produttivo di servizi sufficienti per l'umanità.
siamo costretti a gestire le situazioni, siamo costretti a cercare degli equilibri che non sono più quelli naturali, perché la nostra presenza li ha alterati, e a meno che non propagandiamo lo sterminio di massa, e forse ci arriviamo a le vicende storico-guerresche di questi tempi, è ineludibile che noi arriviamo a concepire un concetto che in selvicoltura è noto e stranoto, di equilibrio culturale, con la O, non con la U, ma forse anche con la U, cioè un equilibrio per seguire scientificamente l'equilibrio degli ecosistemi che permetta la sopravvivenza di tutte le categorie interessate e di tutte le attività che devono essere condotte nel territorio e che sia assolutamente compatibile con la conservazione. Sta alla politica a trovare la sintesi tra queste diverse esigenze che vengono dalla società civile, cacciatori, agricoltori, ambientalisti, industria turistica e quant'altro. Cos'è il piano faunistico venatorio? È l'atto tecnico normativo attraverso il quale la pubblica amministrazione, in questo caso la regione, crea la cornice per lo svolgimento non tanto dell'attività venatoria, ma per l'impatto antropico sulla fauna selvatica e quindi sugli ecosistemi, regolamentandolo in maniera scientifica, in maniera da ottenere i risultati che si diceva. Come si chiama la legge 157? Norme per la conservazione prima e per il prelievo dopo. Il prelievo concepito come una parte della conservazione e dell'ottenimento di quell'equilibrio culturale che si diceva prima. Cioè dobbiamo riuscire con un'oculata gestione a mantenere il numero dei cervi e dei cinghiali in maniera compatibile con le attività agricole, preservando però il capitale faunistico che è un patrimonio di tutti. La legge 157 dice che la selvaggina è di proprietà dello Stato, non di proprietà del proprietario del terreno come in altri paesi europei. E questo è il concetto fondamentale che noi tutti già possediamo. Quindi, attività compatibili. Il lavoro che è stato fatto è ponderoso, diceva Tomassolo, 900 e rotte pagine. Io anche per le formazione professionale, per studi, me ne sono lette qualche centinaia. È stato fatto veramente un grande lavoro. È uno strumento di conoscenza prima che di pianificazione e di gestione. La valutazione ambientale strategica, che come diceva il dottor Pagnani è anche nella rottura di scatole, perché sono centinaia di pagine di approfondimenti, di studi e di costi anche. Sono però uno strumento fondamentale perché senza conoscenza tutto quello che ci si costruisce sopra, se la conoscenza, quella fondamenta non è solida, non si arriva da nessuna parte. È stato un buon lavoro, credetevi. Per quanto ci riguarda più direttamente la provincia di Belluno, abbiamo ottenuto, dove non partivamo da zero, scusatemi la parentesi e ripeto qualcosa, ma non è mai abbastanza. Non partivamo da zero perché questa provincia da più di 30 anni era iniziata la pianificazione sul piano faunistico venatorio provinciale. Masutti, mio compianto collega e amico Torre Battisti, poi il professor Ramanzin. È stato costruito un sistema sia di pianificazione di studio, sia di gestione, attraverso una regolamentazione puntuale, inoculata e calata sulla nostra realtà, a cui abbiamo sempre partecipato, che ha creato un patrimonio di conoscenza che credo sia stato anche importante per la redazione di questo piano. Quindi l'orgoglio di non essere partiti da zero in provincia di Belluno. Un orgoglio di aver, come dicevano le Sacre Scritture, l'albero si giudica dai frutti. I frutti sono, correggimi Franco se sbaglio, 34.000 ungulati censiti l'anno scorso e quest'anno i primi avvisaggi del censimento del cervo sono comunque in linea e positive. Mi ricordo un aneddoto personale, ero a Ca' Foscari a un convegno sulla genetica del lupo. Il professor Semezzato, parlando di tutt'altra cosa, ma quindi di potenzialità di sviluppo del lupo, erano un paio di anni fa, en passant dice perché in provincia di Belluno, aperta parentesi, che è un allevamento intensivo di ungulati a cielo aperto, chiusa parentesi, il lupo troverà grandi possibilità di sviluppo, infatti così
è stato così, sta avvenendo con un po' di preoccupazione da parte di Donazzolo. Questa frase mi ha colpito, perché in pratica è stato un riconoscimento di una gestione assolutamente conservazionistica della nostra fauna selvatica. Non abbiamo sparato a man bassa per 30 anni, ma in virtù della normativa che ci siamo dati in provincia, che abbiamo condiviso con l'ente provincia, abbiamo portato frutti buoni, c'è una gran ricchezza di patrimonio. Qualcosa c'è da assestare, perché le esigenze del mondo agricolo, anche queste sono, a mio avviso, da tenere in considerazione. La politica provinciale lo ha fatto con il tavolo verde istituito dal consigliere De Bon ancora un paio di anni fa, che ha portato anche delle modifiche nei piani di prelievo che tutti conosciamo. Dicevo, siamo arrivati a questo piano faunistico trovando la soddisfazione di avere il riconoscimento da parte della Regione di quelle che erano alcune delle nostre esigenze. L'esigenza è sostanzialmente quella di una specificità della nostra provincia che dal punto di vista venatorio è sostanzialmente diversa dalle altre zone del Veneto, anche dalle altre zone Alpi. È diversa non solo dal punto di vista orografico e dal punto di vista faunistico, ma dal punto di vista sociale e dal punto di vista della tradizione venatoria. Qui le riserve comunali di caccia sono un lascito antico, ancora dal testo unico del 39 è cominciata la costituzione delle nostre riserve da osservare. Sono una realtà fortissimamente radicata e anomala per il resto del Veneto e anche per il resto d'Italia. Sono un patrimonio assolutamente da conservare. Intanto realizzano a pieno uno dei cardini concettuali della legge 157, che ha proprio consolidato il legame cacciatore-territorio, oltre a valorizzare nella stessa legge gli usi e consuetudini locali. Non era scontato che nel nuovo piano faunistico riuscissimo ad ottenere la conservazione di questo sistema di servizi, che crea tutta una serie di problemi che poi, su cui ci possiamo conservare. L'abbiamo ottenuto. Il piano faunistico venatorio della Regione Veneto riconosce la suddivisione in 66 riserve alpine di caccia a livello comunale. Cosa sono le riserve? Sono gli organi di attuazione, dice la legge, della pianificazione del prelievo venatorio statuita dalla pubblica amministrazione. In realtà i veri attuatori della pianificazione sono i singoli concessionari. Ogni cacciatore ha una concessione onerosa pagata dallo Stato per esercitare il prelievo venatorio da forme previste dalla legge. Quindi, anche se la norma dice che sono le riserve che i compressori alpini che attuano la gestione, in realtà che la attuano sono i concessionari. Le riserve sono degli organi di raccordo, ma sono diventate poi più nei decenni o quasi il secolo di vita di queste istituzioni nella nostra provincia. Sono dei centri importanti di aggregazione sociale nei nostri paesi. Sono delle strutture su cui può fare affidamento la comunità, i sindaci, e non solo per le attività di interesse venatorio, non solo per i censimenti, per le cose strettamente per l'organizzazione del prelievo venatorio, ma anche per la manutenzione ambientale, la sentieristica, anche in qualche caso di protezione civile, in caso di calamità, anche avendo a disposizione un nucleo, un fulcro di conoscenza millimetrica dell'ambiente, perché ormai nella modernità che imperversa anche nella gioventù di montagna, nella gente di montagna, tende sempre più a inurbarsi nei paesi, le attività giovanili sono sempre meno legate al territorio e quindi veramente in tante zone, in tanti paesi, in tante valli, gli unici che sanno come è fatto il territorio, dove sono i sentieri, dove sono le situazioni più particolari, sono i cacciatori. Anche sul monitoraggio del dissesto idrogeologico conosco dei casi in cui sono state segnalate delle situazioni assolutamente fuori mano, anche perché, lo dico con profondo rammarico, avendoci lavorato per 30 anni, la vigilanza della pubblica amministrazione millimetrica sul territorio viene sempre più a mancare per vari motivi. Quindi grande risultato quello di aver tenuto la conservazione del sistema riservistico. Un grande risultato
non solo nel piano faunistico, nello statuto della Regione Veneto, la legge 25, nella legge 30, nella legge 18, numerosi riferimenti alla specificità della provincia di Belluno in termini generali e anche in termini venatori. Questo è un percorso che non è venuto a caso, che tutte le belle idee viaggiano sulle gambe delle persone. A questo punto bisogna anche dire che persone che oltre ad avere le gambe hanno una faccia, chi sono? Che abbiamo trovato una parte politica che ci ha dato retta, che ha capito la sensatezza delle nostre esigenze, della nostra volontà. Mi pare che lo vedevo in sala. Il primo che dobbiamo ringraziare, questo lo dico la mia componente venatoria, appunto per questa azione, e lui è un trevisano, quindi non avrebbe neanche un interesse diretto, ma proprio perché l'ha capito, ha capito la bontà della filosofia, per averci sostenuto questo progetto legislativo, è il consigliere Posamai, che veramente è stato il nostro riferimento nel Consiglio regionale, insieme all'assessore Boccacini, che nella sua posizione nella giunta regionale ha sicuramente, e lo so per certo perché ho parlato con lui, seguito l'iter legislativo e quindi messo anche il suo peso politico per far passare certi provvedimenti. La consigliera Silvia Cestaro è stata anche vicina. Quindi il lavoro prezioso del consigliere Franco Bon, che anche senza delega, in una provincia semideserta in disfacimento, era l'unico che dalle 8 di mattina, io interlocutore a questo punto istituzionale come rappresentante dei cacciatori, trovavo seduto alla sua scrivania in ambasce perché non sapeva se doveva far battere la macchina una lettera, non aveva più un dipendente che gli rispondesse direttamente. Poi la buona volontà dei singoli, e ringrazio i funzionari della provincia e della regione distaccati provinciali per la loro disponibilità, abbiamo portato avanti una macchina che comunque ha continuato a correre anche in questo periodo, perché gli incidenti dei cervi li abbiamo dovuti fare, le valutazioni dei trofei li abbiamo dovuti fare, quelli legali cominceranno dopodomani, e quindi in questa confusione amministrativa di assenza anche di convenzione tra regione e provincia, la buona volontà dei singoli ha supplito appunto alla disorganizzazione. Dicevo quindi, scusatemi, ma parlando a braccio si va un po' di qua e là. Dicevo quindi il ringraziamento alla parte politica che ci ha dato ascolto. Però permettetemi di citare un nome solo, tanti di noi si sono dati da fare per interloquire con la politica, perché la politica ha bisogno di input, ha bisogno di persone con cui confrontarsi che gli rappresentino problemi. E voglio fare il nome per tutti. Tanti hanno dato il loro piccolo contributo, ma il contributo grosso l'ha dato il dottor Alberto Poleselli, perché è stato lui l'anima del trade union tra le nostre esigenze e la politica regionale. Quindi grazie alla Regione per aver recepito nel piano faunistico quelle che erano le nostre esigenze fondamentali. Il piano faunistico venatorio, pur essendo un corposissimo documento, è una cornice all'interno del quale va l'invito quadro. Il quadro sono altri atti normativi che vanno a configurare la gestione della caccia nella nostra provincia, è quello che ci interessa. Abbiamo cominciato a dipingere con gli statuti. La Regione aveva predisposto nel piano faunistico uno statuto tipo per i comprensori alpini, la norma prevedeva la possibilità di modifiche e integrazioni da parte della provincia di Belluno. Con l'assessore del BOM abbiamo concordato la riformulazione degli statuti per la nostra provincia, introducendo una degli altri capisaldi della nostra volontà, che era l'elezione diretta, che è l'elezione diretta degli organi delle riserve di caccia alpina e non la nomina, che sarebbe il sistema generale previsto dal piano faunistico regionale e anche dalla legge 157. Questo è possibile per legge in virtù delle specificità della provincia di Belluno dalle leggi di cui vi dicevo prima. Quindi abbiamo proposto uno statuto che prevede l'elezione diretta degli organi direttivi delle riserve di caccia alpina. Attendiamo ancora l'approvazione definitiva perché non è ancora arrivato, e questo sarà poi la cornice di funzionamento. Buongiorno, benvenuto.
Bene, fa piacere che l'assessore sia arrivato quando entriamo nella parte più politica dell'intervento. Allora mi metto su. Sì, do il benvenuto a nome dei cacciatori della provincia di Belluno, che qui rappresento, all'assessore Corazzari. Lo ringraziamo per la sua attenzione, perché essere qui è un segno di attenzione alla problematica e anche alla categoria. Stavamo dicendo il piano faunistico venatorio regionale, strumento ponderoso di gestione della caccia, ma dell'ambiente della nostra provincia. Stavamo dicendo che è una cornice che va riempita. Parte del lavoro è stata fatta con gli statuti adeguati alle specificità della provincia di Belluno, ma adesso la partita grossa sarà il regolamento. Qui bisogna che dal punto di vista burocratico funzionerà così. La Regione produrrà un regolamento tipo per la zona della Regione Veneto. La norma prevede che la provincia di Belluno abbia facoltà di modifiche e di integrazioni. Quali saranno queste modifiche e di integrazioni che noi chiederemo e contiamo che siano accettate? Sono un adeguamento coerente a quelli che sono i presupposti già normati. Se la Regione saggiamente e con nostra gran gioia ha accettato l'organizzazione di 66 piccole riserve comunali, tutto deve andare di conseguenza. Dicevo prima, assessore, le riserve comunali di caccia che esistono dal testo unico del 39 sono aggregazioni sociali molto radicate nei nostri territori e nei nostri paesi. È chiaro che però sono di fatto organizzazioni di puro volontariato, senza scopo di lucro, in cui sono coinvolte comunque centinaia di persone, perché 66 riserve, almeno 5 per consiglio direttivo, stiamo parlando di 300 persone direttamente coinvolte nella gestione di questa cosa. Sappiamo benissimo che il mondo del volontariato, con la burocrazia e con la pubblica amministrazione, spesso trova difficoltà, se non collisione. In sostanza cosa chiediamo? Una regolamentazione che sia coerente con la scelta di base. Se avete accettato e riconosciuto la validità di questo sistema, il regolamento, se non quello generale della zona Alpi della Regione Veneto, ma quello particolare che potremmo modificare, integrare e che contiamo venga approvato, chiediamo che sia un regolamento di poca burocrazia, di poche pastoie, che riconosca quel minimo di margine di autonomia che la legge consente ai comprensori alpini / riserve di caccia, in maniera di poter esercitare le loro funzioni con una percezione di partecipazione vera da parte degli associati. Perché se la regolamentazione burocraticamente troppo iperdefinita dovesse togliere qualsiasi margine di voce di capitolo alle riserve, questo volontariato verrebbe depresso e umiliato, i cacciatori non sentirebbero più, e questo è il valore che dicevo prima del legame cacciatore-territorio, la gestione della problematica caccia come cosa nostra, che è in termini assolutamente squalificato in Italia, perché è sinonimo di mafia, ma che in questa ottica, nell'ottica del 157, è proprio il valore grande, cioè che i cacciatori frazionati in micro riserve sentano il loro orticello di caccia e di territorio come cosa loro di cui diventare gelosi e di cui perseguire appunto la conservazione e la migliore gestione. Quindi cosa chiediamo nel nuovo regolamento? Chiediamo appunto snellezza e poca burocrazia. Le premesse non sono tanto positive, perché se ogni atto, anche il minimo, deve passare, come sono le restrizioni annuali di riserva o quant'altro, deve passare attraverso i vagli superiori regionali, con atteggiamenti non sempre collaborativi e con interlocuzioni non facili, almeno in questo momento di non assestamento della pubblica amministrazione sulla gestione della caccia in Veneto, in provincia di Belluno.
Guardate, io ho lavorato 35 anni nella pubblica amministrazione, quindi posso dirlo con cognizione di causa. Nella pubblica amministrazione c'è una sezione in ogni ufficio che non è legalmente definita e che nessuno ha creato, che è l'UCAS, L'(UCAS). UCAS sta per Ufficio Complicazioni e Affari Semplici. Neanche al Ministero. Neanche al Ministero romano. Sì, capisca, Assessore, questo sistema di volontariato, di micro riserve, non può reggere una burocratizzazione eccessiva. Per questo io, a nome delle riserve della provincia di Belluno, questa è un'esigenza che abbiamo condiviso, vi chiederei di fare una riflessione che legalmente è possibile in base appunto alla legge 30 e alla legge 18 e anche allo statuto della regione Veneto. E che mi pare che c'erano anche delle premesse delle aperture da parte del presidente Zaia, con il nostro presidente della provincia Parrini. Riteniamo che un'applicazione del principio di sussidiarietà, che è quello che nella attribuzione delle funzioni pubbliche vede come più positiva l'assegnazione della funzione al posto più vicino al problema. Le chiediamo quindi di valutare l'assegnazione e l'affidamento alla provincia di Belluno delle deleghe tecniche e amministrative in materia di caccia, riservandosi la regione, ovviamente come la legge impone che sia, un'alta funzione di controllo, ma creandoci un interlocutore vicino con il quale noi possiamo mettere a fuoco e risolvere tutte quelle peculiarità e sfaccettature che nelle nostre valli, nei nostri paesi, nelle nostre corpi sociali, tutti diversi e tutti meritevoli di attenzioni diverse, possano creare una gestione condivisa e quindi sempre più proficua e pacifica degli aspetti venatori. Questa è una questione importante. Se la biodiversità in natura e in ecologia è un valore, perché aumenta la stabilità degli ecosistemi e aumenta i servizi ecosistemici, la diversità della gestione in questo caso è anch'essa un valore. Io ho capito, e lo capisco bene perché ero di là dalla barricata, che per la pubblica amministrazione l'omogeneità e la standardizzazione, guarda, dottor Salvadori, perdoni, è motivo di semplicità. Vi ricordo le discussioni comandate alla Polizia Provinciale, le decisioni di riserva, anche le aperture, qua ci sono 40 aperture diverse, le guardie impazziscono perché se vanno a San Vito la caccia a camoscio si apre il 2 di ottobre, se vanno a Cortina si apre il 10 di novembre. Ho capito che può essere una complicazione, ma d'altra parte la pubblica amministrazione è al servizio del cittadino, dovrebbe essere il contrario. C'è un motivo per questo, ho citato un esempio stupido della diversità dell'apertura, ma c'è un motivo per cui escono queste diversità, perché ogni situazione appunto è diversa, ogni ambiente è diversa, ogni compagine sociale è diversa. Il compito della riserva di caccia, che non è quello di attuare la gestione, questo lo fanno i cacciatori, ma quello di coordinare e di tenere insieme il sistema assicurando le premesse di una correttezza nel sviluppo dell'attività venatoria. Se queste scelte, che devono essere condivise da un'assemblea di cacciatori, sono diverse, vuol dire che si attagliano bene a risolvere delle problematiche che la pubblica amministrazione a Belluno, tantomeno a Venezia, può percepire. Questo realizza la serenità nell'organizzazione dei prelievi venatori e quindi è un valore aggiunto. Quindi, signor Assessore, se è possibile di valutare la delega amministrativa alla provincia di Belluno e se è possibile nella regolamentazione che andremo a implementare di lasciare tutti quei margini di autonomia che sono compatibili con le norme anche alle riserve di caccia. Vorrei dire ancora un milione di cose, ma non vi chiedi oltre, anche perché lasciamo spazio all'assessore. Buona festa al cacciatore e buona fiera a tutti. Grazie Paolo. Dopo questa conclusione, alla quale io mi associo completamente, vorrei anche non dire altro perché non vorrei portare
dare ulteriori elementi all'assessore, però mi corre l'obbligo di ripilogare, di fare un riassunto, assessore, di quello che abbiamo detto stamattina e di quello che abbiamo pensato di proporre stamattina, cioè un ragionamento sul futuro della caccia in provincia di Belluno dopo l'approvazione del piano faunistico regionale. A tavolo abbiamo chiamato una parte tecnica che è stata il dottor Bagnani, che ci ha spiegato anche il discorso evolutivo e normativo che ci ha portato a questo nuovo provvedimento, con tutta una serie di riflessioni assolutamente interessanti sul numero di cacciatori, su come è cambiata, voglio dire, la società ma anche il territorio a partire dall'approvazione della legge del 92 che ha compiuto lungo 30 anni e come siamo arrivati ad oggi. Poi è arrivato il rappresentante del mondo del primario, degli agricoltori, Diego Donazzolo, che ha detto le nostre attività sono seriamente compromesse, tant'è che in alcuni casi non c'è più continuità, voglio dire, nell'attività a causa dei danni provocati alla fauna selvatica. Per la prima volta abbiamo fatto partecipare ai nostri tavoli anche il mondo ambientalista. Non è vero, perché nella commissione faunistica c'era anche una rappresentanza del mondo ambientalista, ma stavolta insomma il nostro convegno abbiamo invitato l'architetto Umberto Croce, che è vicepresidente di Italia Nostra nazionale, provinciale, che ha evidenziato la posizione ideologica di Italia Nostra contraria alla caccia, ma che ha portato sul tavolo tutta una serie di riflessioni sulla biodiversità, sulla tutela dell'ambiente, il quale presupposto vuol dire per un futuro positivo per quanto riguarda la società in generale. E poi ecco, il dottor Zanetti, che è stato recentemente nominato coordinatore dei distretti minatori. I distretti minatori sono una struttura prevista dal nostro regolamento che prevede, vuol dire, un'interlocuzione intermedia tra quella che è la riserva fina di caccia, quello strumento che ha perfettamente definito prima Paolo, con l'amministrazione provinciale per tutta una serie di compiti che attualmente il mondo venatorio si sta occupando, ad esempio cessimenti, monitoraggio e presidio. Prima di dare parola ai ringraziati di essere qui con noi, devo dire che veramente ci sta iniziando, perché ti avevo invitato qualche mese fa a visitare i nostri pianti idrogennici e ti ringraziamo insomma per aver visto lo stato dell'arte delle nostre strutture. Abbiamo visitato anche il museo neurologico etnografico di Serravella, che siamo il nostro punto di eccellenza per quanto riguarda appunto la nostra provincia. Ecco, oggi permettimi di dirti insomma come abbiamo organizzato questa 20ª fiera, ma soprattutto questa 25ª festa del cacciatore e del pescatore. Quest'anno abbiamo voluto fare questi 3 giorni di incontro con 2 parole chiavi che sono ricerca. Stamattina abbiamo ricordato 3 ricercatori che hanno caratterizzato il nostro territorio, il Depitome, in cui parleremo sicuramente poi anche domani e lunedì, il professor Renzo Battisti, che è stato il primo redattore del nostro piano faunistico, e Franco Perco, il grande ricercatore testino. Tutte queste 3 persone sono mancate un po'. Quindi ricerca, perché domani daremo insomma conto di un bando di una borsa di studio per finanziare appunto ricerche faunistiche in provincia di Belluno. Presenteremo la nostra rivista Frammenti, che va a supplire la carezza di Museo di Scienze Naturali della provincia di Belluno, di cui parleremo anche dopo. E il secondo tema, la seconda parola chiave è innovazione. Domani presenteremo un lavoro sul drone, sul monitoraggio della fauna selvatica attraverso il drone, e una riserva fina di caccia presenterà la bacheca elettronica, ecco, un nuovo strumento che va all'innovazione. Però io, prima di cedere la parola all'assessore Corazzani,
prima, e chiedo conforto al dottor Salvadori se mi può confermare quello che mi hanno detto i suoi collaboratori, che la nostra proposta di statuto e di proroga per quanto riguarda le elezioni dei comitati direttivi, degli organi direttivi della Polizia delle Riserve e della Polizia del Venuto vanno a scadenza quinquennale, non obbligatoriamente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, devono essere tutti quanti rinnovati. Ecco, vedo un centro del segno nel senso del dottor Salvadori, quindi diamo magari l'assessore per questa importante notizia di oggi, che le proposte che mi ha fatto qualcuno non sono state accolte dalla Regione, quindi tutto che il rinnovo delle elezioni rimangono quelle che avevamo deciso. Grazie davvero. Io però volevo fare un appello ai cacciatori, che sono la maggioranza qui oggi. Quando parliamo di innovazione, prima di tutto dobbiamo innovare noi stessi. E questo è un appello che faccio a tutti quanti, perché io vengo dal mondo venatorio, i miei nonni erano contadini e cacciatori, addirittura mio nonno aveva anche una segheria, quindi insomma siamo legati molto a questo territorio. Quando ho iniziato con la caccia io a 20 anni, si cacciava, come diceva prima Roberto, per sussistenza, perché quando si portava a casa una lepre o un capriolo si metteva una cosa assieme alla polenta da mangiare. Oggi il ruolo del cacciatore è diverso. Il cacciatore oggi deve essere presidio del territorio, deve essere un coadiuvatore di attività che vanno a garantire la continuità aziendale dell'attività agricola, del primario, e devono essere presidio sul territorio per segnalare problemi tipo, vedo anche un altro rappresentante del mondo ambientalista, quando ci segnalano criticità sui corsi d'acqua, quando ci sono inquinamenti, quando ci sono queste cose. Questo è il ruolo dei cacciatori e pescatori, che rivendichiamo se vogliamo che l'appello che è stato fatto dal dottor Zanetti possa essere accolto positivamente dalla Regione. Grazie a te, Assessore. Qui o lì si posso mettere. Grazie. Allora, innanzitutto buongiorno e grazie per questo invito. È sicuramente un piacere e un'opportunità per me portare, oltre al saluto mio personale, quello della Giunta regionale, quello del Presidente Luca Zaia, in chiusura di questo incontro. L'occasione naturalmente è per salutare tutti voi, vedo presidenti di riserva, presidenti di associazioni venatorie, quindi persone che poi potranno riportare anche ai loro associati i contenuti di questo incontro. Sicuramente un ringraziamento al tavolo dei relatori, la collaborazione che c'è sempre con il consigliere De Bon, che viene dalla scorsa legislatura provinciale e che adesso ricominciamo, quindi dare anche continuità al lavoro penso sia importante. Un saluto particolare al generale Coleselli, il generale Zanetti che ha fatto anche l'intervento, e naturalmente io ringrazio anche della presenza della mia struttura regionale, in particolare il dottor Salvadori, in rappresentanza di tutto il nostro ufficio, che sicuramente mi sta da un lato assistendo, ma anche dall'altro formando, perché io ho avuto l'opportunità di conoscere questa delega da ormai 1 anno e mezzo, e sicuramente è una sfida importante anche per noi che ci troviamo ad amministrare e prendere delle decisioni, e devo dire è un mondo con il quale ho avuto modo di approfondire dei rapporti e rispetto al quale ho avuto
anche la cognizione dell'importanza che ha per il territorio e per la gestione non solo della fauna, ma generalmente di quello che è tutto il rapporto tra ambiente e attività umane. E quindi un ruolo di grande volontariato, di grande generosità che possiamo assolutamente riconoscere ai nostri cacciatori e anche ai nostri pescatori. Chiaramente un saluto lo voglio fare anche al consigliere Possamai, che è in sala, che mi sollecita spesso sulle questioni bellunesi, pur essendo confinante trevigiano, ma è chiaro che io vengo dal Polesine, quindi un territorio dove c'è un altro tipo di caccia rispetto a quella che viene praticata in questo territorio, ma che è altresì molto vicino alle questioni venatorie, in particolar modo avrete visto le vicissitudini connesse all'approvazione del calendario venatorio l'anno scorso, che su tutta la fauna selvatica degli anatidi è stato un disastro. Insomma, ecco, questo è un altro argomento su cui bisognerà poi fare un approfondimento. Beh, prima di tutto mi fa piacere che ci sia poi anche la presenza delle associazioni ambientaliste, perché secondo me prima di tutto bisogna comunicare bene e far passare un messaggio corretto di ciò che è la caccia, il mondo venatorio, rispetto al tema della gestione ambientale, gestione faunistica, della presenza attiva e utile dell'uomo sul territorio e nell'ambito dell'ambiente. Oggi si parla sempre di sostenibilità, spesso ci si riempie la bocca di questo termine senza poi aver ben presente come si traduca nella concretezza. Laddove non c'è la presenza attiva dell'uomo, e parliamo della caccia, ma così come della pesca, così come della gestione di tutto il mondo del primario, dell'ambiente, ecco, laddove non c'è una presenza attiva e costante dell'uomo non si va nella direzione della naturalità, dell'equilibrio ambientale, dell'ambiente, della natura, della fauna incontaminati. Al contrario, stiamo assistendo purtroppo sempre più, anche per motivi demografici, sociali, ad una situazione di abbandono e degrado che vanno completamente nella direzione opposta. Vedo che c'è anche il consigliere Toni D'Are, che saluto, è un deputato, mi fa piacere, ecco, che va assolutamente nella direzione opposta rispetto invece a quei concetti che sono quei obiettivi a cui tutti noi vogliamo tendere. Ed è per questo che è importante far passare un messaggio nuovo e diverso, che deve essere compreso anche da tutta quella fascia di cittadinanza, di popolazione che magari direttamente non vive il tema faunistico venatorio, che direttamente vive in contesti magari cittadini completamente diversi e che è sommersa da un'informazione sbagliata quotidianamente, da un'informazione falsa, sbagliata, tendenziosa, strumentale, ideologica, e che ci porta poi ad avere dei rapporti difficili con una parte di politico, io chiamo la cattiva politica, che non è, badate bene, una questione di colore, perché la cattiva politica c'è magari in tutti i partiti, ma in quella cattiva politica che non ti permette poi di avere quei rapporti, quelle decisioni istituzionali che servono. Noi con la tematica del cinghiale, tutte le regioni di colori bianchi, rossi, verdi, abbiamo dovuto attendere mesi un incontro col ministro per riuscire a fare comprendere la gravità della situazione, perché pareva che fosse una posizione che assumevamo perché volevamo andare solamente ad assecondare le volontà del mondo della caccia, come se i cacciatori avessero questo istinto predatorio, mentre quando poi anche le associazioni del mondo dell'agricoltura, quando poi anche tutto il tema della sicurezza stradale, quando poi abbiamo visto che queste situazioni arrivano nei centri cittadini, allora si sono resi conto che il problema c'era, che serviva una gestione, che servono delle norme diverse, che occorre anche modificare delle leggi nazionali. E questo ci fa capire come, quando si va col paraocchi delle prese di posizione ideologiche, e questo è uno dei problemi che riguarda questo settore, si va all'estremo e si comincia a ragionare con l'obiettività solo quando la situazione è degenerata. Ed è purtroppo quello che sta accadendo con la buona parte della fauna selvatica, ma i cinghiali ne sono l'esempio più lampante. Ma pensate, io vengo da una provincia dove abbiamo dei problemi enormi nella gestione dei corsi d'acqua e della sicurezza idraulica a causa delle nutrie, che è un problema altrettanto grave quanto quello dei cinghiali. E senza la presenza dell'uomo, senza questi
persone che lo fanno per passione, per volontariato e che collaborano con le istituzioni facendo dei corsi di formazione, mettendo a disposizione il loro tempo, le loro energie, le loro risorse. Ecco, senza questo noi come istituzioni non avremo la capacità di dare l'operatività alle nostre norme. Possiamo scrivere i piani migliori del mondo, possiamo produrre delle norme che dicano le cose che devono essere dette, ma se poi non vengono attuati rimangono lettera morta. Ed è questo quello che purtroppo accade quando si affrontano questi temi con gli occhiali dell'ideologia. Ebbene, noi quello che dico è quello che sarà il mio impegno finché avrò la fortuna di fare questo ruolo, di avere questo ruolo, è quello di dare una comunicazione corretta, che deve vedere gli ambientalisti, il mondo ambientalista e il mondo della caccia assieme per fare quella politica buona che serve al territorio. Una politica buona che ci ha permesso anche di far capire come il nostro piano faunistico venatorio regionale, tanto atteso da tanti anni, una cosa che sembrava, quando sono arrivato mi ho detto, c'è il piano faunistico, è una cosa, poi mi si rideva in faccia, mi diceva, sì, sono 10, 12, 13, quanti anni Piero? 13 anni. 14 anni, arriva questo, fa adesso. Sembrava una cosa impossibile da fare, in tutti i modi invece ci siamo messi, abbiamo detto, ragazzi, non dobbiamo fermarci davanti a delle impostazioni, mettiamoci a lavorare nel concreto. Devo ringraziare veramente la mia struttura che ha lavorato in modo incredibile, tutti, e poi l'abbiamo fatto approvare dopo anche un'approfondita discussione prima in commissione, poi in consiglio. Sono stati introdotti dei concetti secondo me corretti. È chiaro che è uno strumento di programmazione, di pianificazione, che introduce dei principi che poi dovranno essere attuati attraverso degli atti attuativi, attraverso dei regolamenti, come si diceva bene, ma introduce dei principi che sono quelli della partecipazione negli ambiti, nelle riserve, nei comprensori, che introduce il concetto della cogestione, della flessibilità dello strumento, ovvero che se ho bisogno di fare una variante posso farla, che se devo cucire una scelta su quelle che sono le mutevoli esigenze che riguardano una determinata realtà lo posso fare, e quindi un approccio che deve essere un approccio attivo rispetto a una tematica. E penso che sia stato fatto un lavoro complessivamente buono, non perfetto, perché dovremo continuare sempre a metterci le mani, ma adesso abbiamo uno strumento di base di programmazione su cui lavorare. Beh, sapete su cosa volevano impugnarlo? Sulla forma giuridica dell'atto, dicendo tu Regione del Veneto non puoi fare il piano faunistico venatorio con una legge regionale. Badate bene che la legge regionale dal punto di vista della gerarchia delle fonti regionali è la fonte più alta. Quando si fa una legge la regione ha fatto il massimo, ovvero la propria massima espressione di volontà. No, dovevi fare un atto che aveva forma di atto amministrativo, seppur votato dal Consiglio. Perché? Perché si voleva entrare in quella logica e poi delle impugnazioni avanti ai tribunali amministrativi, avanti al TAR, sapendo bene che oggi il TAR ha un'impostazione che nulla ha a che vedere con il merito delle questioni trattate, ma che è solamente legata a quello che dice un soggetto, che conoscete bene qual è, che è l'ISPRA, che fino a ieri, ma io spero che così non sarà anche per domani, fino a ieri prendeva delle posizioni ben precise che andavano esattamente, diametralmente, spesso, non sempre, penso che ci sono stati anche momenti di collaborazione, però che spesso andavano contro invece delle scelte che noi avevamo cucito sulle esigenze del nostro mondo venatorio e del nostro territorio. Abbiamo dovuto combattere e lavorare non poco, e quindi quando vi parlo della politica, la politica si fa degli errori, si sbaglia, sì, ci sono chi sfrutta questi temi per raccogliere un po' di voti, facendo leva magari su un messaggio semplice, facile da dare, vedi l'animaletto, poverino, eccetera. Però c'è anche la politica che ha saputo lavorare in tutte le sedi. Devo ringraziare, partendo dal Presidente Zaia, tutti i livelli istituzionali che sono stati coinvolti per riuscire a fare sì che il governo non impugnasse questo piano.
e non l'ha impugnato. Abbiamo 2 ricorsi pendenti da parte di due realtà, un comune della provincia di Verona e un'altra associazione sempre della provincia di Verona. Adesso stiamo cercando di chiudere anche quella falla lì, perché qual è l'obiettivo? È sempre portarla davanti al giudice costituzionale per dire l'atto di legge non va bene, serve un atto amministrativo per entrare nella logica delle impugnazioni avanti al TAR. Capite la fatica? Io non avrei mai pensato, perché avevo già altre deleghe prima, avrei mai pensato che si lavorasse, che i nostri uffici lavorassero così tanto per una tematica come la caccia. E questo proprio a fronte di questa contrapposizione. La nostra avvocatura penso che lavori più per la caccia che per la pedemontana o per le infrastrutture, per qualsiasi altra tematica. Perché c'è una conflittualità pazzesca. Noi dobbiamo venirne fuori da questa situazione, perché non possiamo passare come appare oggi su certe altre situazioni molto più drammatiche, che c'è il buono e il cattivo. No, questa non è una situazione in cui c'è il buono e il cattivo, c'è chi fa le cose correttamente e chi sbaglia, sono il primo io a dire che deve pagare e che deve essere perseguito, deve essere additato come esempio negativo anche da tutti gli altri cacciatori. Il cacciatore non è un predatore, il cacciatore è la prima persona che ama la propria terra, che vuole mantenere questo legame dal quale cercano sempre di più di allontanarci, di spersonalizzarci con il nostro territorio. E il cacciatore deve essere un alleato fondamentale, come lo è stato fino adesso. E quindi, ragazzi, dobbiamo tutti comunicare di più, bisogna cercare di comunicare di più e non aver paura di dare un messaggio che è un messaggio giusto. A volte abbiamo quasi pudore di parlare della nostra caccia, di parlare di quello di raccontare ciò che fanno i nostri cacciatori, di raccontare i percorsi di formazione che fanno, il contrasto al bracconaggio, il rapporto quotidiano che abbiamo con le istituzioni, con le nostre polizie provinciali, con i corpi forestali. C'è un rapporto di collaborazione incredibile e questo va detto che lo si fa per mantenere la gestione di un territorio che è sempre di più abbandonato. E se non abbiamo queste persone, 37.000 cacciatori in calo purtroppo ogni anno e 70.000 pescatori per quanto riguarda la pesca sportiva e i nostri corsi d'acqua, non abbiamo altre soluzioni. Oggi i corpi di polizia provinciale soffrono una carenza di personale drammatica a seguito di quello, se lo può raccontare il consigliere De Mo, a seguito della riforma sciagurata delle province che è stata fatta. Prima si parlava, e quindi anche lì stiamo cercando su tutti i tavoli, compreso il Ministero, di dire dovete implementare queste realtà, perché se non possono venire in capo alla regione perché a fronte di norme nazionali non possono avere poi compiti di polizia giudiziaria, non possono portare l'arma, non possono avere la pienezza delle funzioni, eccetera, e devono rimanere in capo alle province. Le province devono essere messe nella capacità di dare personale adeguato, dotazioni adeguate, formazione adeguate e di destinare queste polizie provinciali a quelli che sono i compiti precipui che li feriscono, che sono quelli di coordinamento e collaborazione rispetto a temi come la gestione della fauna selvatica. E questo è un obiettivo a cui tutti dobbiamo tendere, un obiettivo di buon senso a cui anche il mondo ambientalista ha interesse a tendere. Poi, quando abbiamo fatto il piano faunistico, abbiamo anche ragionato oasi, riserve, creiamo dei polmoni all'interno dei quali ci sia la possibilità di un'autorigenerazione. Queste sono cose che non mi sono tante volte arrivate dalle associazioni ambientaliste, mi sono arrivate dai cacciatori che hanno bisogno di questo, perché sono i primi cointeressati a che vi sia una sostenibilità complessiva e sono i primi che si danno da fare. Magari trovi qualche contrasto sul mondo del primario dell'agricoltura, che è tutta un'altra storia, ma i cacciatori sono i primi cointeressati. E quindi un messaggio che deve essere dato in modo corretto. Il piano è sicuramente un piano di coordinamento regionale, atti attuativi, però ricordiamo che la provincia di Belluno ha un'autonomia che noi assolutamente abbiamo voluto e rispetto alla quale c'è questo rapporto di collaborazione, di dialogo, ma che continuiamo a rispettare. Pertanto le istanze che ci arrivano dalla provincia di Belluno per noi rappresentano istanze forti che sono fatte alla luce
di una esperienza amministrativa, di un'autogestione consolidata nel tempo e quindi di un concetto che non può che vedere nella regione una collaborazione. Su questo, al di là dei temi politici, poi, su questo non ci sono dubbi. Pertanto, con il consigliere De Bon, con il presidente Padrini, abbiamo sempre cercato, ecco, di assecondare questo tipo di richieste, perché siamo convinti anche noi che il principio della sussidiarietà, in particolar modo per la provincia di Belluno, sia un principio sacrosanto, utile e indispensabile per dare un'attuazione efficace anche della programmazione regionale. Io ho toccato un po' di temi, ecco. Quello che ci aspetta adesso sarà una bella sfida, quella del nuovo calendario venatorio, che quest'anno deve fare anche delle procedure vinca che appesantiranno l'iter. Ci aspettiamo anche quest'anno lo stillicidio dei ricorsi da parte di alcuni soggetti ambientalisti che fanno parte non di quella politica buona di cui parlavo prima, e abbiamo fatto di tutto noi per cercare di sminare il terreno, che fosse una problematica che riguarda più la zona lagunare rispetto alla zona Alpi, però vi assicuro che il fatto di non riuscire a dare certezza ai nostri cacciatori, il fatto di non riuscire a dare una programmazione, di non riuscire a realizzare un calendario venatorio che permetta a ciascun cacciatore di programmare serenamente la propria attività, la propria passione, è per noi una frustrazione incredibile. L'ho vissuta io l'anno scorso con la prima esperienza di calendario che ho fatto. Abbiamo persino fatto un viaggio della speranza. Avete presente i pellegrini che vanno a fare il viaggio della speranza? Potevamo andare scalzi, ma siamo andati con un furgoncino a Bologna, all'Ispra, per parlare con questi fantomatici funzionari dirigenti Ispra, per dirgli: signori, noi vogliamo costruire un qualcosa che stia in piedi, vi chiediamo nell'elaborare i vostri pareri di tenere conto delle peculiarità della regione Veneto, sappiate che noi vogliamo lavorare in un'ottica di collaborazione, sappiate che se introduciamo una specie lo facciamo alla luce non delle richieste di un'associazione, ma di quello che riteniamo sia la realtà, la situazione, la sostenibilità della nostra regione sulla base dei numeri che abbiamo, gli abbiamo fornito tutti i dati, è stato fatto un lavoro e sicuramente per noi questo rappresenta una manifestazione di buona volontà per sminare un po' il terreno, per sminare il campo, che però non fa venire meno quelle che sono le nostre perplessità, quelle che sono segnale di grande collaborazione e di comprensione del lavoro che si sta facendo. E penso che dalla stragrande maggioranza del mondo venatorio questo ci è stato capito quando facciamo i tavoli con le associazioni venatorie, sia con le regionali, trovo sempre grande collaborazione. Che è un percorso che lo stiamo facendo assieme, che la regione è assolutamente dalla vostra parte, ma che se non troviamo il modo di fare squadra veramente, rischiamo poi di avere degli effetti che non sono quelli che ci aspettavamo. Questo è l'ultimo messaggio che mi sento di darvi, ma non perché l'assessore sia bravo o cattivo, ecco, perché è così, è una situazione di fatto. Poi io non ho mai criticato o contestato una critica su di me come rappresentante, ma il tema è del lavoro che fanno i nostri uffici
il lavoro che fanno i nostri uffici, che è un lavoro che va tutto in una direzione che passa dall'ascolto, dall'elaborazione, il confronto con le norme e poi affrontare questo mare sempre in tempesta che ci porta a confrontarci con tutto il resto del contesto. Ecco, quindi con questo io chiudo il mio intervento. Vi ringrazio per avermi ascoltato, perché è anche un'opportunità per me per poter parlare di queste cose. Scusate se poi ho anche un po' divagato al di là della situazione di Belluno, ma quello che vi posso confermare è so cosa vuol dire, cosa fa la caccia, comunque stiamo riusciamo alle province, riusciamo a ottenere questa passione, che è una passione che è nata con un uomo. Quindi complimenti pure a buona fiera, grazie. Dare l'inaugurazione, quindi chiudiamo il convegno, grazie a tutti e salutiamo il prossimo.